Allacciate il grembiule, parte Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Cari amici, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Radio Chef, e questa puntata la vogliamo dedicare anche a tutti gli appassionati non solo di ciclismo, che ricordiamo è stato uno dei primi sport amati a livello nazionale da tutti gli italiani, prima ancora del calcio. E allora il Giro d'Italia passa nella nostra regione e siamo tutti in attesa, anche perché è una grande occasione proprio per far parlare del nostro territorio. E anche la Proloco di Mortegliano, Lavariano e Chiaselli si stanno preparando con un appuntamento molto goloso dedicato a uno dei prodotti più apprezzati del Friuli. Ma io non vi svelo di più, perché passo subito la linea a Maria, che ci racconta i dettagli di questo goloso appuntamento. A te, Maria. Eh sì, Barbara, oggi ci mettiamo sulle tracce del Giro d'Italia, che ritorna in Friuli Venezia Giulia il prossimo 24 maggio sulla Mortegliano Sappada, ed è proprio qui che ci vogliamo dirigere, perché aspettando appunto il Giro d'Italia abbiamo voluto raggiungere anche Ivan Wanetto della trattoria Danando di Mortegliano, perché ci sarà anche il 7° concorso regionale del salame classico friulano. Ivan, intanto buongiorno, benvenuto qui con noi. Grazie, buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata, ecco. È un appuntamento che ci prepara veramente a questa grandissima esperienza che è sempre il Giro d'Italia, che ritorna ad accompagnarci, che però vuole anticiparlo perché inizierà già dal prossimo inizio settimana, quindi va a chiudere aprile per accompagnarci poi verso maggio con gusto. Esatto, il 1° maggio ci terrà questa festa, questo concorso del salame friulano, che vede impegnati diversi produttori, sono piccoli produttori locali. Sono circa una 60 già iscritti, e c'è una giuria che si insedierà il 1° maggio. I lavori vengono fatti veramente in modo molto dettagliato e con estrema accuratezza. Ci sono 4 panel di degustatori, poi c'è il panel di finale. Ecco, questo avvenimento ormai che facciamo con la Proloco è da il 7° anno, ma ha una storia molto lunga che si protrae da più di 30-40 anni. Prima aveva altri nomi, tipo il vittorioso delle pubblicazioni VIT, non so se vi ricordate, ancora era fatto in forma comunale da noi, da mio padre e da tutta la famiglia, insomma, e diciamo che a questo concorso partecipano, come ho detto prima, tutti i produttori locali, piccoli, che comunque vanno un po' in tutte e 4 le province del Friuli Venezia Giulia, quindi Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, insomma c'è veramente una cosa interessante, ecco, per questo concorso del salame. E poi c'è la possibilità, dopo il lavoro svolto dalla giuria, di assaggiarli un po' tutti questi salami, perché vengono messi in mostra, ecco. E questa, diciamo, la parte che ci interessa di più, andarli ad assaggiare, degustarli, anche perché è una bellissima collaborazione tra voi della Trattoria Danando insieme alla Proloco di Mortegliano, Lavariano e Chiasellis, quindi dei luoghi che riuniscono un po' la nostra tradizione proprio. Sì, la nostra tradizione, noi macelliamo in casa, diciamo, il maiale con tutte le dovute regole della tradizione. Ormai è da più di 60 anni che macelliamo il maiale, e il nostro appuntamento per lo più è il 1° martedì di febbraio. Ecco, questa tradizione, come dire, ringraziare anche la Proloco, il Comune di Mortegliano, il Giro d'Italia, che ci ha dato questa opportunità di far conoscere il salame friulano, e anche Turismo FVG, l'ente regionale, con le sue figure più importanti, che ci ha dato modo di sviluppare questo concorso che farà bella mostra di sé il 1° maggio, insomma. Assolutamente, ma volevo chiederti, Ivan, quali sono un po' anche le peculiarità per scegliere il miglior salame? Su cosa bisogna puntare anche? Allora, diciamo che in Friuli centrale, Alto Friuli, eccetera, si usa il salame
non viene affumicato, ma è un salame dolce. Diciamo che le varie fasi di macellazione e di preparazione di questo salame vengono descritte in una scheda. C'è una scheda di partecipazione molto dettagliata in cui viene indicato l'allevatore, il tipo di alimentazione che l'animale ha avuto, il giorno della macellazione, il giorno, il periodo di allevamento, perché è molto importante che per esempio abbia 2 lune d'agosto, cioè che il maiale abbia 2 lune d'agosto perché le carni siano ben formate. E poi c'è la necessità del norcino, del nome, del cognome del norcino, il recapito, e poi le spezie che si sono usate, se si sono usati dei conservanti, se il budello è quello naturale, se è un budello naturale incollato. Insomma, ci sono veramente delle tecniche di degustazione ormai consolidate e che tengono conto anche del posto in cui viene conservato, delle muffe che si sviluppano, perché ovviamente ogni cantina ha le sue muffe e quindi diciamo che il salame ha degli aromi che variano da maiale a maiale, da norcino a norcino, dall'uso delle spezie e soprattutto anche dal posto in cui viene conservato. Naturalmente ognuno ha il suo segreto. Volevo chiederti la tua ricetta preferita con il salame? La mia ricetta preferita con il salame è quando è fresco lo mangerei volentieri con l'aceto e la cipolla saltato in padella con una polenta piuttosto morbida. Quando invece è stagionato, l'approccio migliore è affettato piuttosto grosso, 2, 3, 4 millimetri, e mangiato con la polenta arrostita. C'è un'altra peculiarità che di solito si fa nel giorno o il giorno seguente della macellazione ed è il consumo diretto. In friulano si dice la pestadice, cioè l'impasto che va poi insaccato, mangiato fresco, saltato in padella con un ottimo gnocco di patate o con una pasta che, non so, possono essere le tagliatelle e i rigatoni. Wow, ecco, questo è il consumo nelle sue fasi di maturazione. Ottimo Ivan, grazie, è stato un piacere allora assaggiare virtualmente anche questi piatti con te, ma so che lo potremo fare al meglio alla Trattoria da Nando il prossimo 1 maggio, e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che la cena è su prenotazione, quindi accorrete a prenotarvi perché i posti sono limitati, ma è un appuntamento veramente tutto da vivere il 1 maggio dalle 18:30. Ci ritroveremo quindi all'ombra del campanile più alto d'Italia a Mortegliano per il 7° concorso regionale del salame classico friulano e per aspettare insieme naturalmente il Giro d'Italia. Grazie Ivan Guanetto. Maria, buona giornata a tutti e buon divertimento con i salami. Bene, ci divertiremo ad assaggiare questi ottimi salami, grazie anche a Promoturismo FVG che ci propone sempre questi eventi. Ricordo che sul sito Turismo FVG trovate sempre tutte le indicazioni proprio per parteciparvi, con il sito della Proloco locale e tutto quello che vi serve per essere informati e essere presenti a questi appuntamenti. Stavolta però, visto che abbiamo parlato di salumi e prodotti tipici, perché il Giro d'Italia è un'ottima occasione per farci conoscere, la nostra regione, così come il nostro intero paese, ha un modo unico, direi, proprio per restare nel cuore dei turisti. Oltre alla storia, alla cultura, c'è l'enogastronomia, e il nostro territorio, essendo anche molto variegato, propone davvero tante tipologie e tante possibilità da assaggiare. Abbiamo parlato di salumi, ma parliamo anche dei vini del nostro territorio, e approfittiamo di farlo proprio pensando a quello che ci propone il supermercato Bosco, che vuole sempre rappresentare quella che è l'essenza del nostro territorio. La scelta dei vini in particolare curatissima proprio da Giorgio Bosco, che va a visitare le diverse cantine, ma c'è anche un'ampia selezione per quanto riguarda i salumi, la carne, i prodotti anche ad esempio del Carso Triestino, delle aziende locali,
ci sono anche prodotti che vengono dalle Dolomiti, come degli ottimi charsons da provare, quindi se volete fare una spesa a chilometro zero potete approfittare proprio dei prodotti dei supermercati Bosco, dall'enogastronomia ai vini, ai freschi, alle produzioni delle aziende del territorio, che vanno dal dolce al salato, la pasticceria, la gastronomia, i prodotti, i salumi, il latte, il formaggio, gli yogurt e ovviamente, come dicevamo, i vini, e le opportunità sono veramente moltissime per abbinare i vini del nostro territorio, quelli che sono anche i piatti in assoluto più apprezzati e tipici della nostra terra. Ad esempio pensiamo ai salumi, anche come il prosciutto di San Daniele, questo crudo gustoso e dolce morbido, quando è anche stagionato si può abbinare molto bene anche con uno dei nostri vini, e si può scegliere in questo caso anche uno dei rossi del nostro territorio tra i rossi friulani, oppure possiamo anche abbinare qualcosa di diverso scegliendo tra i refoschi prodotti anche sul Carso triestino, come ad esempio il famoso refosco dal peduncolo rosso, molto buono. Un altro vino interessante, un rosso per abbinare questi piatti, anche quelli ancora più sostanziosi che possiamo gustarci, perché la primavera e il caldo non sono ancora arrivati, allora spazio anche a piatti più ricchi da abbinare, magari, perché no, con un ottimo schioppettino, noto anche come ribolla nera, un vitigno davvero prezioso, prodotto sempre in poche quantità, è ritornato in auge, pensate, soltanto 13 anni fa, con un suo finale un po' amarognolo, di mora selvatica, mirtillo, anguria anche, e i tannini poco marcati, senza mai trascurare acidità e ovviamente alcol. E poi ancora una fresca Vitovska può essere perfetta per accompagnare antipasti di pesce o qualche aperitivo dedicato appunto al mare in questo periodo dell'anno in cui finalmente ritorniamo a godere del suo profumo anche all'aperto, con delle lunghe passeggiate, perché no. Se volete invece assaggiare ad esempio un ottimo scampo alla busara, tipico del periodo, delle passeggiate lungo il mare, potete abbinarlo tranquillamente a un friulano se preferite, oppure perché non provare con un morbido verduzzo che sia più aromatico e si combini bene anche con il pomodoro. E infine un ultimo suggerimento dolce, potete accompagnare gli ultimi piatti più dolci con un buon pignolo, anche questo può essere ottimo da provare, e ovviamente ci sono anche il ramandolo, un fantastico vino dalle uve di Verduzzo con profumi veramente fantastici come miele di castagno e molto altro, oppure invece questo proprio da meditazione, un buonissimo Piccolit da scegliere a seconda della DOCG della regione, anche lui un prodotto autoctono e molto antico. Pensate che esisteva già ai tempi dei Romani e più avanti deliziò i palati dei papi delle piccole produzioni, lo trovate quindi come produzione proprio da regalare, come piccola chicca. I suoi acini sono veramente piccoli e dolci, e crescendo in vigna con questo grappolo molto particolare diventa veramente una rarità da tenere in casa o da donare alle persone preziose. E quindi con questa panoramica insomma abbiamo fatto un po' la spesa, ma abbiamo anche conosciuto la nostra regione attraverso i vini e i suoi prodotti, e tra i salami e gli ottimi vini abbiamo anche una ricetta dei nostri ascoltatori da abbinare. Maria? Sì, dici bene Barbara, è proprio una ricetta un po' anche della tradizione e del riutilizzo, per non sprecare davvero nulla. Quindi se avete questi ingredienti a casa è il momento anche di mettere le mani direttamente in questa ricetta. Arriva da Vaillant, in provincia di Pordenone, ed è di Rita Franceschi. Sono i canederli a modo mio. Vi serviranno all'incirca 300 grammi di pane raffermo, anche un po' meno, e poi del salame nostrano, appunto, della mortadella, del formaggio a piacere, prezzemolo, grana e un uovo. Andrete a tagliare a cubetti il vostro pane raffermo e lo ammollate nel latte. Possono essere anche differenti tipologie di pane, ad esempio se lo avete del pane nero, del pane di segale, del pane bianco, insomma scegliete voi. Intanto nel frattempo tagliate a dadini del salame nostrano, la mortadella e il formaggio che avrete scelto. Vi consiglio anche del Montasio direttamente. Strizzate poi il pane una volta che si sarà ben ammollato nel latte, lo mescolate con i salumi e con il formaggio e aggiungete del
prezzemolo tritato, del grana e un uovo. A questo punto andrete a formare delle palline, circa 70 grammi l'una, e le fate bollire nel brodo per circa 20 minuti e poi le potete direttamente servire. Potete servirle sia in brodo oppure potete servirle anche direttamente ripassate in padella nel burro, nell'olio. Scegliete voi insomma il vostro gusto preferito. Questi sono i canederli a modo mio di Rita e li troverete poi anche sul nostro sito radio.0.it nella sezione dedicata alle ricette, dove trovate un ricchissimo ricettario per appunto andare ad arricchire il vostro menù. Bellissima questa ricetta, Maria. I canederli sono veramente un piatto antispreco, Vero. facile da fare e anche da personalizzare. Io invece ti racconterò una cosa, perché non so, ovviamente il meteo non è stato proprio dalla nostra parte, ma tra le nuvole si poteva scorgere una fantastica luna piena, protagonista del 24 maggio, ma che ancora insomma è molto molto visibile e luminosa nel cielo in questi giorni. E con la luna piena che cosa dobbiamo fare? Beh, dedicarci un po' di relax, e il metodo migliore per farlo è sicuramente la musica, come ascoltando quello che il nostro animo insomma ci chiede, quello che ci piace, quello che in quel momento sentiamo sia adatto e ci possa aiutare proprio a staccare un po' la spina. E allora cerchiamo di prestare orecchio alle nostre emozioni e diamo seguito alle sensazioni positive. E ricordiamoci che siamo tutti un po' esseri musicali, quindi la musica fa molto parte della nostra vita, e proprio la musica sarà anche protagonista di un bellissimo itinerario nella vicina Carinzia. Di cosa si tratta, Maria? Oggi insieme a Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia, appunto come dicevi, della Carinzia, della vicina Austria, ci porta in viaggio con grandi musicisti direttamente in Carinzia. Siamo sul lago Wörthersee, che affascina i suoi visitatori, pensate, fin dal XIX secolo. È capitato anche ai famosi musicisti come Gustav Mahler, Alban Berg e Johannes Brahms, e chi vuole seguire le loro orme, intraprendere un romantico viaggio nel tempo, beh, è il tempo di farlo. In Carinzia troverete ciò che cercate. La casetta di Mahler, ad esempio, dove il compositore si ritirava a scrivere, è situata a Klagenfurt, in mezzo al bosco, e ancora oggi vi sono conservate foto, lettere e musiche dell'autore. Facilmente raggiungibile dal parcheggio della spiaggia Meiernig, che si trova proprio nella baia ad est del lago Wörthersee. La passeggiata attraverso la natura dura solo 15 minuti e trovate tutte le informazioni anche sul sito kernen.at nella sezione dedicata. Ci spostiamo invece sulle orme di Brahms. Johannes Brahms, durante i suoi 3 anni di permanenza sul lago, soggiornava al castello di Leonstein e amava trascorrere le serate all'hotel Werzers. Oggi entrambi questi alberghi sono hotel molto esclusivi e il Brahms Van der Weg, sentiero di Brahms, inizia nel parco dell'hotel Schloss Leonstein, dove un busto rende omaggio al grande compositore, quindi non potete perdervi. Tutte le informazioni sul tour si trovano sul portale touren.kernen.at, trovate tutte le informazioni dedicate, poi vi lasciamo i link anche direttamente sul nostro sito. E ogni anno, dato che ci stiamo preparando in musica, il tradizionale Wörthersee Classic Festival si dedica a proprio questi compositori. Quest'anno avrà luogo dal 6 e fino al 9 giugno nel Concerthaus di Klagenfurt, e per il programma e i biglietti potete andare sul sito dedicato wörtherseeclassic.com, ma trovate anche tutte le informazioni sul sito meinsontag.at. Qui trovate veramente tantissimi percorsi da non perdere in Carinzia e nell'Alpe Adria in generale, quindi è il sito che fa per voi se avete voglia di qualche avventura dal gusto di tradizione, ma anche con un pizzico di innovazione e sicuramente anche di sapori che ci portano a gustare al meglio ogni territorio, perché quando ci leghiamo al gusto veramente sappiamo di aver fatto la scelta giusta per scoprire un popolo, per scoprire anche una terra e richiamare naturalmente i suoi sapori, direi. Direi di sì, molto bello e molto interessante anche questa opportunità. Adesso invece vi voglio parlare un po' di manualità per recuperarla, perché sì, in questo periodo dell'anno alla fine ci sentiamo anche un po' più frizzanti e volenterosi, e allora perché non tirare fuori magari qualche abito della primavera-estate e provare a dare qualche tocco in più a questi abiti o rinnovarli con le nostre mani, e quindi potremo con semplici interventi modificare i nostri abiti. Tra l'altro adesso è anche molto molto di tendenza a riuscire a fare questo lavoro e quindi evitare gli sprechi. Possiamo modificare ad esempio un'allacciatura, oppure possiamo applicare degli inserti patch, un piccolo ricamo con del filo colorato su dei jeans usurati. Insomma, in questo modo riusciremo davvero ad allenare il nostro pensiero creativo e quello logico. Potete tra l'altro usare le mani, usare ago e filo, o anche, perché no, della pittura su tessuti. Provate, perché riuscite, è facile se avete anche una piccola manualità con il disegno, ricreare i disegni che vi piacciono e poi colorarli con i colori per tessuti, che sono anche abbastanza facili da trovare.
e potete così personalizzare con piccoli disegni anche le vostre t-shirt. E infine in questo periodo potete raccogliere rami e pianti di erbe aromatiche che poi andrete ad essiccare per creare dei cuscini di erbe. E creerete proprio dei cuscini che poi andrete a mettere direttamente nel vostro cuscino, nel guanciale da letto, per appunto aiutarvi a seconda dei benefici delle erbe che sceglierete, come ad esempio la lavanda, che è molto rilassante. Per fare tutto ciò dovrete ovviamente avere, così come in cucina, gli utensili giusti e dove potete rivolgervi anche per averli sempre belli affilati per ogni compito, ma ovviamente da Filautensili Natisone alle Proso di Premariacco trovate utensili e affilatura per tutto quello che vi può servire, dalla cucina, i coltelli, le forbici, le lame, da lobbistica al fai da te fino appunto al taglio professionale. Andate a dare un'occhiata al sito filautensili.com, che è una vera e propria garanzia nell'ambito del taglio, che non è separare ma è soprattutto creare tante cose nuove e poter appunto farlo nel modo migliore possibile, ovvero con degli utensili belli affilati. E dopodiché noi invece torniamo, anzi di rientro dalla Carinzia, dove abbiamo gustato la musica, per così dire, torniamo in Friuli Venezia Giulia e c'è una sosta che non si può mai saltare. Sì, assolutamente, e soprattutto in questi giorni appena riaperto anche il David di House. Siamo a Camporosso dalla bravissima Benvenuta, che vi saprà consigliare sicuramente il piatto giusto adatto a voi in ogni momento della giornata, perché il piatto forte è appunto il di House, la nostra merenda. Dicono tra affettati misti, quindi crudo, mortadella, fantasia di salami, ne abbiamo parlato oggi, lardo, pancettato, sottaceti, sottoli e sgombro con olio extravergine d'oliva, con naturalmente anche i formaggi misti serviti con mostarde di frutta. Quindi quale migliore merenda se avete appena finito una bella passeggiata, una bella scampagnata per così arricchire anche la vostra giornata. Ma non solo, ci sono tantissimi buonissimi panini se volete fare una gita e non avete voglia di prepararvi in anticipo. Vi dedicate solamente al vostro relax e vi fate aiutare invece dagli esperti di David. Ad esempio potrete scegliere un colorato con salame ungherese, gorgonzola dolce e peperoni dolci, oppure un primo mortadella, gorgonzola mascarponato e peperoni lombardi. Perché non un buon Daniele con il crudo San Daniele, il gorgonzola e le cipolline al balsamico, o un friulano con salame nostrano morbido, latteria fresco e scaglie di mandorle. Si avvicinano anche al mare con il triestino, con un cotto affettato al coltello, crème alla panna su pane croccante. Quindi veramente le idee non mancano. Potete anche costruire il vostro panino su misura direttamente sul posto, facendovi così invogliare anche da tutto quello che trovate. Ma non perdetevi anche le insalate, che sono la spagnola con lo sgombro, le arance, le scaglie di formaggio saporito e le mandorle, oppure lo spettacolo con l'insalatina, lo speck Alto Adige, melaffette, scaglie di formaggio saporito e noci. Veramente due insalate, queste buonissime, noi le abbiamo provate in prima persona, quindi possiamo consigliarvele direttamente. Una centrifuga di frutta fresca ci sta veramente benissimo in questo periodo. La fate accompagnare ad esempio da un buon dolcetto, che al David sicuramente non mancano. La scelta della vetrina è eccezionale, quindi lasciatevi guidare solamente dall'intuito e dal vostro gusto. E per i più piccoli anche il gelato sta arrivando proprio in questo periodo per aprire la stagione, con i mirtilli, con le fragoline, con i frutti di bosco. Insomma, la scelta è veramente l'unica cosa che in cui dovrete impegnarvi davvero, perché scegliere è veramente difficile. Se no fate più giorni e vi godete anche tutto lo spettacolo che potrete trovare al David in centro a Camporosso. Non potete sbagliare, parcheggiare è facilissimo e poi vi sedete, relax totale, vi godete della vostra gita in montagna. Direi che il gioco è fatto, Barbara. Direi di sì, assolutamente. Stanno per arrivare anche le belle giornate e a questo proposito seguite sempre i nostri aggiornamenti meteo con i previsori dell'Osmer per programmare tutte le vostre giornate liberi. È per chi ha la fortuna il ponte di adesso, quello lungo, quello corto, eccetera eccetera. E dato che siamo partiti da Mortegliano, il Giro d'Italia va da Mortegliano a Sappada. Se siete a Sappada non perdetevi anche il gusto della tradizione nei luoghi che ci sono sparsi anche tra Sappada Vecchia e Sappada Nuova, per farvi anche voi un percorso di gusto. E sicuramente dovete passare alla gastronomia alimentare Cardis, dove anche lì tra affettati, formaggi e tutto quello che riguarda la tradizione sicuramente non vi farà
a mancare anche il sapore tipico proprio di Sappada. Andate a salutare un team fantastico, la gastronomia è sempre fresca e saprà accompagnarvi sicuramente con grandissimo gusto anche nei bellissimi paesaggi sappadini. Verissimo, potete anche prenotare per le vostre cene in appartamento senza dover pensare a nulla, ma soltanto a godervi il relax. E allora noi per oggi vi salutiamo. Chiudiamo con un ultimissimo evento, vai. solo che così apriamo anche questo fine settimana, dato che siamo qui ricchi di donne, parliamo di storie di donne con 4 professioniste che racconteranno la loro attività, i loro prodotti e gli abbinamenti a tavola. Ce lo consiglia anche la super sommelier Maria Teresa Gasparet, che sarà moderatrice anche di questo appuntamento sabato 27 aprile alle 17 a Casarsa della Delizia nella sala consiliare di Palazzo Burovic. Ci sarà un'assaggiatrice ONAV, poi ci sarà la macelleria da Loris e le 2 enologhe della cantina Cason. Potete scoprire anche tutte le informazioni sul sito di Sorsi e Percorsi, un'associazione veramente che porta avanti la tradizione anche del nostro territorio. Poi sempre sabato a Casarsa della Delizia ci sarà anche l'appuntamento con Nutrire Corpo e Mente, Alimentazione, Salute e Benessere. Impariamo a nutrire il corpo e la mente per raggiungere un benessere consapevole, insieme a biologhe nutrizioniste, anche un medico sportivo e una psicologa psicoterapeuta. E poi chiudiamo con uno show cooking invece domenica 28 aprile, Cop Experience, in cui Ambra De Caro e Alberto Bombardella, chef e docenti dello IAL Scuola Alberghiera di Aviano, prepareranno un menù con ingredienti a marchio Coop abbinato ai vini anche della cantina La Delizia. Modereranno Maria Teresa Gasparette e Paola Gottardo, quindi un altro appuntamento da non perdere a Casarsa della Delizia, dove continua anche l'appuntamento con la 76esima Sagra del Vino, quindi non potete proprio mancare. Benissimo, e allora di eventi ce ne sono, sì. Non vi resta che scegliere. Noi vi aspettiamo la settimana prossima, continuate a seguirci anche per gli appuntamenti del weekend, buon divertimento e mandateci le vostre ricette.